Governatore Federica, oggi l'illustrazione al Consiglio regionale del programma per questa legislatura. Quali punti fondamentali? Ho cercato di toccare tutti i principali aspetti di competenza della Regione, sicuramente quello sanitario, sul quale dobbiamo mettere a terra la riforma del 2019, bloccata dalla pandemia, ma che oggi può trovare delle risposte importanti e sicuramente si inserisce all'interno di un contesto nazionale di sanità pubblica che trova dei problemi legati alla mancanza di medici, infermieri, di personale sanitario in genere. Dall'altro penso al tema dell'attrazione degli investimenti, degli incentivi per ampliare gli investimenti in Friuli Venezia Giulia, penso al tema del lavoro con tutta la parte professionalizzante e tutta la parte di incentivi al lavoro e la stabilizzazione dello stesso. Penso a un altro ruolo che ho voluto dare in questo discorso programmatico, ovvero le politiche sulla famiglia. Su questo andare ad aumentare già quelle sostanziose risorse che abbiamo messo a disposizione e progetti che abbiamo messo a disposizione per la famiglia sicuramente può essere una risposta, seppur non esaustiva, al drammatico problema della denatalità. Ha presentato anche i componenti dell'esecutivo, una scelta di continuità ma anche qualche faccia nuova. Sì, come ho avuto modo di dire sia prima la campagna elettorale che oggi, la continuità penso che sia un valore aggiunto per dare al sistema anche quella stabilità necessaria per portare avanti delle politiche di ampio respiro e prospettiche. Su questo ne è testimonianza la squadra della Giunta che su 10 membri 8 sono riconfermati dalla Giunta precedente e poi penso abbiamo 2 nuovi innesti, il vicepresidente Anzi e la signora Mirante, che sicuramente con le loro professionalità e le loro esperienze possono portare un valore aggiunto importante. Il PNRR, considerata la situazione, quali sono le probabilità per riuscire a ottenerlo? Io lo faccio presente da 3 governi, anche su chi l'ha scritto, e non solo io, devo dire tutto il sistema delle regioni. Purtroppo le regioni in questi anni sono state escluse nei processi decisionali di gestione del PNRR stesso. Devo dire che questo governo invece sta ampliando il dialogo con le regioni, mi auguro che si possa tradurre anche in una risposta dell'Europa a almeno correggere, rimodulare alcuni aspetti del PNRR per far sì che i miliardi, anzi le centinaia di miliardi di euro investiti possano effettivamente creare un valore aggiunto ed aumentare le opportunità per il nostro Paese, altrimenti si rischia di sprecare soldi pubblici e creare debito. Un'accelerazione anche per gli enti locali, ha detto, no? in questo momento. Abbiamo aspettato ovviamente la nuova legislatura, però spero che il Parlamento, quindi Camera e Senato, a breve possano approvare, almeno in prima lettura, il testo di legge che abbiamo inviato e approvato dal Consiglio regionale, così da avere a disposizione uno statuto che ci permetta di operare in modo definitivo sul processo che abbiamo già iniziato, ovvero di un riassetto istituzionale regionale che possa dare migliori risposte al cittadino, perché il fine ultimo è quello. L'assetto istituzionale deve essere il migliore possibile per dare migliori risposte possibili al cittadino, altrimenti si rischia semplicemente che sia un discorso interno alle istituzioni e alla politica, ma non una risposta da dare alla nostra comunità. La Regione come ente che può aiutare anche l'occupazione, lei diceva mancano molti stagionali. Noi su questo, per esempio, abbiamo chiesto già al Governo di modificare i classici decreti flussi, che sono basati sui numeri e su click day. Basiamoci sulle professionalità di cui c'è bisogno. Questo vuol dire avere anche un'immigrazione regolare, controllata e inseribile nel nostro tessuto. Altrimenti diventa più difficile anche non soltanto con quella irregolare che ovviamente è da combattere, ma anche con quella regolare se non si creano dei flussi che poi diano reali opportunità alle persone che arrivano. Sulla sanità le liste d'attesa rimangono un nodo. Un nodo, noi abbiamo incrementato il fondo più delle altre regioni proprio per andare a recuperare le liste d'attesa. Siamo la prima regione in Italia nell'utilizzo dei fondi anche messi a disposizione a livello nazionale, vogliamo aumentare ancora di più. Questo però ci sarà permesso soltanto se il governo nazionale toglie quei limiti che ci sono per esempio anche nella collaborazione col privato convenzionato che possono alleviare le liste d'attesa. Voglio ricordare a chi ascolta che il privato convenzionato non è il privato dove il cittadino paga, ma è dove c'è la convenzione, quindi una prestazione gratuita e universalistica, semplicemente la struttura invece che pubblica e privata.